Che cosa c'è in programma? Sì, allora questo venerdì facciamo la festa, diciamo, di fondazione. In programma c'è dalle ore 17 in poi la raccolta sangue con l'autoemoteca e tipizzazione del midollo osseo. E saranno presenti stand di altre associazioni del territorio, non solo di Santa Margherita ma anche del territorio circostante, perché ci è piaciuta, diciamo, ci è venuta questa idea di coinvolgere altre associazioni, perché lavorando insieme nel volontariato si possono ottenere dei risultati ancora più positivi, diciamo, di quelli che già stiamo ottenendo. Come Avis di Santa siamo molto soddisfatti in quanto abbiamo circa 400 donatori fidelizzati che donano periodicamente, e nello scorso anno, nel 2016, abbiamo ottenuto, tra raccolte di sangue intero e plasmaferesi e plasma, abbiamo raccolto circa 900 rotti, quasi 1000 sacche di emocomponenti. E nulla che sono il 14% delle donazioni che l'ospedale di San Martino ha usato grazie ai nostri donatori. Sarà l'occasione per tutte queste associazioni per farsi conoscere e ci saranno anche attività per i bambini. Sì, certo, ci saranno diverse associazioni che si occupano anche dei bambini. C'è la Band degli Orsi, che è l'associazione del Gaslini, c'è Arché, un dentista per amico, che è un'associazione di Chiavari, e ci saranno i VIP Camugi, diciamo, che sono l'associazione che si occupa di andare nelle corsie degli ospedali della zona, negli ospedali pediatrici e non solo. Dov'è l'Avis di Santa e come è possibile aderire? L'Avis di Santa si trova da circa 2 anni e mezzo in via Marte del Turchino, a Santa Margherita, e per diventare donatori occorre essere maggiorenni, avere un peso corporeo più di 50 kg ed essere in buona salute. Per qualsiasi informazione siamo su Facebook, e se anche uno avesse dei dubbi, delle cose da sapere privatamente, può venire tranquillamente in questi giorni in sede che c'è la raccolta e ne parla col medico, che è lui che valuterà. Quando fate le raccolte di solito? Di solito, in linea di massimo, ci sono 4-5 raccolte al mese. Per donare il sangue si può venire dalle 8 a mezzogiorno liberamente. Invece per donare le piastrine occorre un appuntamento, che si svolgono in 2 cicli, o alle 8 o alle 10.